questo mi è staccato un muscolo di qua, l'ha staccato. Questo qua, destra, sinistra. Come hanno fatto? Avevo la pressione bassa e ero un pochino. Però nessuno mi ha saputo dire da quella pressione. Perché era per tagliare due pezzi da letto dalla pianta mi sono allungato così con tutte e due braccia no, è venuto questa vestibile abbracciata alla trivela a quella trivela abbracciato così vicino a babbo? E già mi sono divertito però. Ho fatto a 8 ore. Perché non è sicuro di cercare. E ci ho fatto 8 ore. Che mi è costato. Però io mi lamentavo e mi veniva male e questi verdini che fosse un dottore che hanno fatto bene in ogni modo deve essere uniti contro la speculazione. Nel corso dei lavori, come questi temi verranno svolti dai relatori a cui diamo il benvenuto, la dottoressa Marta Tola del coordinamento Gannuca, dottor Mavolpini, caporedattore dell'Unione Sarda, e Luigi Pisci, che fa parte del coordinamento della legge Trattovelo 24 a Naturello, quindi da lui come organizzata questa questione che tutti ci riguarda come Sarda, come cittadini del mondo, perché il tema è importante e lo stiamo vivendo, attraversando, e vediamo un po' perché spesso Sardegna in subbuglio questa questione che riguarda appunto l'importazione, la presenza dell'eolico del fotovoltaico, del fatto che ci si accorge che molta gente non vuole che ci sia questo fotovoltaico, che vengano impiantate nuove pale eoliche e soprattutto questa cosa non venga assolutamente gestita
SAT non solo. È una questione molto delicata e molto importante, anche perché non tutti la vedono allo stesso modo, anche se diversi paesi, 377 comuni che compongono la Sardegna, dicono no, però c'è all'interno di questo numero di paesi anche gente che vuole che questi pali eolici, che il fotovoltaico, le energie rinnovabili vengano in qualche maniera utilizzate. Ci dovrebbe essere, perché non c'è ancora, nonostante ci siano delle proposte, un'unitarietà di intenti. Ma questa unitarietà di intenti ancora non si crea, perché ci sono, al di là di quelle che possono essere le volontà dei singoli cittadini, dei comitati, della legge Grattobello, del fatto che si dica no ai pannelli, ci sono dei punti fissi con cui bisogna fare i conti. Le questioni fisse, diciamo, importanti, nel 2025 saranno dismesse le centrali a Carboni, Portovesme e Fiumessanto, che sono, diciamo, due poli di produzione di energia che produce in inquinamento e che i paleolici e il fotovoltaico dovrebbe invece risolvere in termini ribaltati. Poi c'è anche la questione che la Presidente del Consiglio regionale Alessandra Tode ha stabilito una moratoria di 18 mesi dove non verranno più, in questi 18 mesi non potranno essere costruiti e impiantati pali eolici in attesa di che cosa ancora non si sa. Perché una cosa che viene detta diciamo alla Tode, ma tu facevi parte del governo Draghi e il sottosegretario, quando Draghi nel suo decreto ha detto che effettivamente per quanto riguarda la costruzione dell'impianto di pali eolici in Sardegna, tutte le zone sono idonee, quindi non basta nessun territorio chiunque non possa essere posto sotto la spalla eolica. E c'è il fatto però che la legge Grattobello, che è ancora nella fase della raccolta delle firme, dice no, noi bisogna arrivare a nascere i saclati, una delle saclati di questa legge, che ne manca una zona, un territorio questa Sardegna deve essere dichiarato in zona. Diciamo, c'è questa contrapposizione dentro punti fissi dove effettivamente c'è una cosa importante, ed è la cosa importante sono i dibattiti che, diciamo, sono diffusi in tutto il territorio sardo, dove queste questioni vengono affrontate a Carconia come a Villa Massaggia, a Oligopono, che è, diciamo, uno dei punti di partenza per quanto riguarda l'idea della legge Grattobello 24, che richiama la legge Grattobello del 1969, quando questa memoria storica c'è stata, diciamo, la mobilitazione popolare contro la militarizzazione della zona, del territorio, che alla mia età rammenta Catilina Sinotti in bici, per darvi un'idea, e questo per renderla anche a chi, diciamo, concede, che è più giovane, a Maria Nassi, che appunto di questa metafora per dire di come effettivamente ci si sia mossi a Grattobello. Grattobello nel 1969 è un'altra cosa, però, rispetto a questo che è esteso dalla legge Grattobello 2024. Insomma, penso di essere riuscito a dare quella che è l'idea dello stato delle cose, anche di qual è diciamo, il movimento dei singoli, dei comitati. Ecco, dicevo prima, parlavamo anche con Luigi Pisci, no? Del fatto che Patrizio Bandino propone un pezzo che è uscito nel
un'assemblea costituente su questi temi, dove l'unitarietà di intenti di tutti i sardi deve essere collante. Il nemico è chi sardo non è chi si oppone a questa unitarietà di intenti, è un'utopia, però può essere anche una provocazione per vedere in che maniera tocca alla coscienza individuale di ciascuno di noi, perché stiamo attraversando veramente un fatto storico, entrare in quella che è la salvaguardia di tutti e vedere anche quali sono poi le alternative se dovesse andare avanti l'attuazione del rifiuto a questo tipo di impostazione delle energie rinnovabili. Nato questo, do subito la parola alla dottoressa Marta Torri, urbanista che lavora alla comune di Palau, perché ci dà un'idea di che cosa è, diciamo, la presenza delle cose contro cui diciamo, dobbiamo essere un po' allertati e vedere un po' in che maniera ci si può convivere o no. Prego, la parola. Buonasera a tutti, io a onor del vero devo dire che il mio cognome è stato sardizzato per questa sera. Alcuni mi hanno detto per definire l'adozione definitiva, perché ormai sono in Sardegna da 20 anni, però il mio cognome è Tolar, quindi scusate a tutti, sono di origine vicino tra Gorizia e Trieste, quindi insomma ho una provenienza che viene da fuori. E questo, in questo caso, devo essere sincera, più che mai mi ha aiutato a confrontarmi con le persone del coordinamento del quale faccio parte e ormai allargato un po' a tutta la Sardegna. Perché è una cosa che spesso può sfuggire a chi vive in un posto è quello di guardarlo con gli occhi di chi viene da fuori. E chi viene da fuori spesso si accorge di quanto è bello un luogo che visita, dove viene per fare turismo, dove viene per conoscere un territorio, dove viene come me per essere adottato e per decidere di eleggerlo come propria residenza. La Sardegna è un posto davvero unico e io ogni volta invito tutti a guardare il proprio territorio in un modo, come dire, dimenticando che lo si vede ogni giorno, ma quanto può essere importante il proprio luogo di vita dove si è cresciuti, è un luogo che rimane in noi, che ci forma, che ci plasma, che in qualche maniera ci rende i cittadini che poi si è all'interno del proprio territorio. Questo territorio, quindi, proprio perché ci appartiene, va anche salvaguardato e preservato. Sicuramente bisogna anche pensare che come dire, stiamo vivendo un periodo di importanti cambiamenti. È inutile che lo dica Pippi che i cambiamenti climatici sono all'ordine del giorno e voi mi avete anche pagato le conseguenze in periodi recenti e spero non più. Quindi un cambiamento dal punto di vista energetico va fatto e nessuno all'interno dei coordinamenti nega questo, ma quello che noi ci stiamo trovando davanti non è una forte volontà di arrivare a un cambiamento. Purtroppo quello che ci viene raccontato noi riteniamo sia un po' una favola. Le esigenze dei territori in questo momento non vengono considerati. All'interno di quelle che sono le nostre analisi abbiamo visto che spesso non vengono contemplati quelle che sono le esigenze energetiche, quello che noi stiamo consumando, quello che potrebbe essere la produzione per raggiungere o per essere appetibili per determinate forme di sviluppo. Non viene considerato nulla di tutto ciò, non c'è nessun documento che in qualche maniera contempli questa cosa.
lavoro in un comune, anzi di solito siamo quelli che andranno a controllare i progetti, no? Perché proprio le case stiamo lì a guardare la finestra, cioè quanti di voi hanno, come dire, anche quasi maledetto il geometra del comune che sta lì a guardare nel minimo e capire se c'è realmente l'esigenza, il volume, l'altezza, cose di questo tipo. Invece mi sono ritrovata che alcuni colleghi a metà dell'anno scorso hanno cominciato a dire che stanno arrivando questi progetti, il territorio è completamente invaso di progetti di impianti fotovoltaici, di eolico e non si capisce nemmeno quale sia la normativa di riferimento per capire con che strumenti poter analizzare queste cose. Ci siamo ritrovati quindi a confrontarci, io lavorando sul comune della Costa c'è il piano paesaggistico, quindi anche quello è abbastanza odiato in certi momenti, però devo essere sincera, in questo caso in qualche maniera salvaguardato da questa invasione. Però ci siamo confrontati sul territorio, io all'interno, ripeto, del coordinamento faccio parte di un gruppo tecnico perché abbiamo cercato di capire realmente quali potevano essere le situazioni. Cerco di farvi vedere da una mappa che abbiamo realizzato quelli che sono i progetti in questo momento che coinvolgono la Sardegna. Non c'è una logica in tutto questo, c'è un potenziale di produzione che dovrebbe servire circa 50 milioni di abitanti. Ora c'è una sproporzione tra quello che dicevo prima, tra quello che è il territorio, quello che sono 1.600.000 abitanti che in questo momento ci sono in Sardegna e la produzione per 50 milioni che noi abbiamo chiesto che venga spiegato. Forse anche con serenità ci siamo confrontati tra cittadini, tra i vicini di casa, ma che cosa sta succedendo all'interno del nostro territorio? E abbiamo cercato di fare riferimento immediatamente ai sindaci, quindi ci siamo ritrovati, abbiamo bussato alle porte di tutti i sindaci, abbiamo chiesto delle riunioni all'unione dei comuni, perlomeno per quanto riguarda la Gallura. Molti di loro non sapevano nemmeno quale fosse il problema. E allora abbiamo cominciato a mostrare questa mappa, abbiamo cominciato a leggere insieme a loro i progetti, abbiamo cominciato a chiedere spiegazioni per cercare di capire se dietro questi progetti ci fosse realmente la volontà del cambiamento, la volontà di andare verso una transizione, la volontà di capire se c'era del green, perché questa parola viene spesso usata per dare una connotazione positiva a tutto ciò. Francamente non l'abbiamo trovata. Stiamo trovando invece che le esigenze sono solo quelle del usare gli incentivi che provengono dalla comunità europea in parte e in parte dalle nostre bollette. Sono quelle che non tengono in considerazione le esigenze del territorio, perché non ci sono delle normative certe per quanto riguarda la collocazione di questi impianti. Abbiamo alcune direttive di carattere generale che spesso vengono disattese in funzione del fatto che il raggiungimento degli obiettivi dati dalla comunità europea e quindi del cambiamento, quindi della riduzione della produzione dei combustibili fossili per passare alle fonti di energia rinnovabile, sono talmente stringenti, talmente importanti che diventa un'esigenza di carattere pubblico quella di velocizzare e passare quindi sopra tutti quelli che sono gli altri vincoli che invece sono e noi riteniamo importanti per il territorio, che sono quelli innanzitutto delle distanze da fabbricato, dalle case, da non creare disturbo alle persone che vivono su quel territorio, da non creare disturbo a quelli che sono i contesti paesaggistici del riferimento, perché ripeto, quando noi guardiamo un territorio, quella bellezza fa parte di quello che è il nostro benessere anche di vita, di quella che è la nostra cultura, di quella che è la lettura dei luoghi ai quali noi diamo dei nomi, no?
immagino che anche abiti, ogni montagna, ogni tanda, ogni elemento abbia una sua importanza, anche storica, di quello che è lo sviluppo che noi pensiamo e abbiamo già programmato da anni su quei territori, che possono essere sviluppi di natura agricola, di alta natura imprenditoriale, di natura turistica, perché anche le zone interne in qualche maniera hanno una forte influenza e potrebbero rappresentare un'importanza sempre più strategica per quella che è la Sardegna, perché la vera cultura viene poi dal centro, è innegabile questo, e quindi non me ne voglia chi viene dalla costa, ma questa è la realtà dei fatti. Quindi forse è da lì che si potrebbero in qualche maniera creare eventualmente altro tipo di strategie. E io non credo che la strategia, cioè gli interventi di natura energetica devono in realtà poi sovrastare tutte le altre situazioni. Questo perché impianti di questa natura, stiamo parlando di pale e di torri che raggiungono i 200 minimo 200 metri, 240 nei casi maggiori, o quelli che sono gli impianti che in qualche maniera li vedete qua attorno, coinvolgeranno, si chiamano offshore perché piace molto i termini inglesi, ma sono quelli che in realtà sono a mare, e quindi in questo momento coroneranno tutte le sponde un po' della regione. Quindi queste sono ancora più alte, si parla di 330 metri circa. Sono tutti elementi che vengono definiti di natura industriale, proprio perché sono talmente grandi e da in qualche maniera cambiare quella che è la connotazione di quel territorio. Tra l'altro non ci si limita a quello. Per rendere funzionale un impianto c'è la necessità di creare tutto un sistema di opere accessorie che partono dalle strade, che partono dai capidotti per trasferire eventualmente tutta questa energia, che parte da tutta una serie di opere che necessariamente purtroppo sono distruttive prima di arrivare alla realizzazione della pala. E queste pale poi in realtà hanno una durata che si parla di 30 anni, ma della quale non abbiamo poi certezza di quello che sarà il futuro e l'eventuale dismissione. Tutto questo in un contesto che, torno a dire, non prende assolutamente in considerazione il territorio, soltanto questa vantata esigenza di natura pubblica, e che spesso ci ritroviamo a essere, sullo stesso territorio più aziende, proprio perché l'interesse è così alto, più aziende presentano progetti di questa natura. Quindi c'è anche un'interferenza che dal punto di vista normativo non si saprebbe nemmeno come gestire, non si sa se chi arriva prima, se chi è più basso, se chi è più alto, se chi è più bello, se chi è più brutto. Non ci sono purtroppo regole, e quando non ci sono regole quella che è l'esigenza, la valutazione preminente è quella purtroppo del soldo facile, perché oltre agli incentivi legati al finanziamento proprio per la realizzazione, esistono degli incentivi, si definiscono per il mancato dispacciamento. Purtroppo in questo momento non ci sono le infrastrutture che garantirebbero eventualmente la trasferibilità di tutta questa energia prodotta. E quello è un aggravio ulteriore, cioè non sappiamo nemmeno dove si potrebbe poi andare a parare, quante saranno le linee infrastrutturali eventualmente possibili, ma quello che è certo è che finché non ci saranno queste linee noi saremo anche costretti a pagare degli incentivi per il mancato disfacciamento, quindi una regalia ulteriore a chi anche, terrà probabilmente le macchine ferme senza poi garantire alcun risultato. Quindi se anche noi volessimo fare lo sforzo, ed è quello fra l'altro al quale noi vorremmo arrivare, ma vorremmo arrivare ragionandoci, vorremmo arrivare essendo padroni noi delle nostre esigenze, di quello che vuole essere lo sviluppo, di un coordinamento generale di quelle che sono
Tutto questo genera la speculazione che noi stiamo definendo. Cioè pensare soltanto a poche e grandi aziende che devono fare cassa all'interno dei nostri territori senza considerare le nostre esigenze, permettendosi anche di definire i nostri territori di basso valore, permettendosi anche di definire che non ha importanza se ci sono 4 case sotto quella pala. L'esigenza è più grande, l'esigenza è generalizzata, tanto da poter dire che le analisi verranno fatte successivamente. Non importa se stiamo facendo dei grandi impianti sulle vie di migrazione degli uccelli, perché l'esigenza è, vantano mille esigenze senza poi essere realmente giustificate, soprattutto quelle in funzione, ripeto, del territorio, delle persone che vivono, della salute e di un reale risultato. L'unico in questo momento interesse è quello del soldo facile. L'unica immagine che voglio un po' così lasciarvi è cercare di ingrandire e farvi vedere quella che è in questo momento la situazione attorno a Vitti. Ci sono diversi progetti che riguardano. Allora, questa Vitti si distingue un po' dal furgone dalle strade. Questa è la situazione, questo forse un po' si distingue già un impianto fotovoltaico che c'è nella zona industriale. Questo è quello che in questo momento sono progetti fermi al Ministero di Valutazione di Impatto Ambientale. Significa che il Ministero si sta prendendo, probabilmente non sono fra l'altro tutti all'interno del territorio di Vitti, ma che avranno sicuramente un'influenza dal punto di vista visivo per quanto riguarda il territorio, per quanto riguarda le trasformazioni stradali, per quanto riguarda un po' tutto quello che è il fenomeno di un'invasione di natura industriale di questo tipo e che quindi potrebbe avere delle ripercussioni, riteniamo, soprattutto se non valutate in maniera attenta per quanto riguarda anche l'attività dello sviluppo dei cittadini anche di questo territorio. Una cosa, ripeto, in questo momento i progetti sono fermi in valutazione di impatto ambientale. Significa che c'è un'analisi, perlomeno dietro da parte del Ministero, di tutte quelle che potrebbero essere le compromissioni. In questi giorni si parla invece c'è tutto un fretta e furia, no? La Regione si sta in qualche maniera rispetto a tutta quella che è stata la volontà popolare, perché in qualche maniera in tutto il territorio poi la gente si è mossa dal basso per chiedere spiegazioni. Quindi anche la Regione si sta muovendo di fretta e furia per cercare di trovare delle soluzioni e tamponare l'impatto dell'innovatore, quindi chiedendo tempo per quanto riguarda la risoluzione dei cantieri eventualmente in atto, ma anche per una richiesta di trovare almeno delle aree idonee immediatamente. Idonee perché in tutta questa faccenda le parole hanno un significato importante. Intanto si distinguono in maniera, come dire, soprattutto dal punto di vista amministrativo. Definire un'area idonea in questo momento, in questo contesto normativo, significa un'area dove immediatamente, anche senza le valutazioni di impatto ambientale, le imprese possono andare a proporre dei progetti fino a 15 megawatt, quindi gigawatt, quindi almeno per circa 2 o 3 pale, senza quindi alcuna valutazione che spetta poi al Ministero per quanto riguarda quindi i caratteri generali, quindi non solo storici, culturali, ma vincolistici e di altra natura.
Quindi in questo momento ecco perché da parte dei comuni c'è una forma di ribellione nel sostenere non ci sono aree idonee, non ci sono aree dove immediatamente, senza valutazioni, noi possiamo consentire questo tipo di distruzione. Quindi a priori, ecco perché no, entrare all'interno di un sistema speculativo e consentire di intervenire senza autorizzazioni, noi come coordinamenti crediamo sia una forma distruttiva alla quale non dobbiamo prestarci. Diverso può essere fare un discorso che è globale, che valuta il territorio, che parte dalle nostre esigenze, che renda le comunità in qualche maniera attore principale e quindi non consegnare in mano il nostro territorio ad altri soggetti che nemmeno lo conoscono, ma essere noi i soggetti principali. Grazie alla professoressa Martattona anche per la puntualizzazione di quello che è il contesto su cui stasera stiamo ragionando e anche per la chiarezza positiva e per l'ennesimo portato. Perché effettivamente entrare dentro il racconto di quello che è quello che stiamo vivendo oggi con un all'esito preciso è molto importante, dove emergono delle parole significative, dato che lei stessa dice che bisogna dare molta importanza alle parole e al loro significato. Dove c'è una parola che ha colpito è speculazione, soldo facile, e quella essendo padroni in quanto gerundio o gerundio in questo momento si narra, dice che ancora non lo usiamo, bisogna vedere se potremo essere capaci di esserlo. Io posso dire questo, ecco, sentendo il racconto di Martattona, che solo 2 volte sono entrato a contatto diretto con quella che è la presenza delle Paleolitiche in Sardegna, casualmente. Tanti anni fa sono attraversato le Paleolitiche della zona di Utras. Ed effettivamente, più che provare compiacenza per la, diciamo, la modernità che avanza trovato al commento, un commento che mi è venuto qualche anno fa quando sono andato a perdere del quindi mi dicevo queste Paleolitiche che mi hanno fatto trovare, scusate il riferimento letterario, lo scommetto di colpisce. È una cosa comunque da considerare, perché effettivamente quello che c'è al centro del discorso è il paesaggio, la salvaguardia del paesaggio, e non è soltanto una questione, diciamo, estetica, è il paesaggio come sostanza, come produzione, come risorsa, dove il bello non può essere generato da quanto è il deturpamento visivo che le Paleolitiche possono produrre. Sembra così un gioco di parole, però effettivamente è una cosa importante. Da Zuckerman questo è importantissimo. Una cosa che penso la legge Trattomello, di cui adesso Luigi Pisci ci dirà e vedrà, ci dirà come anche articolata, può servire a spiegare, a crescere ancora di più i punti di discorso su questo tema molto importante. Prego Luigi Pisci. Buonasera, grazie per l'invito, grazie per questa sala così colma, così attenta. Sicuramente i dettagli tecnici della legge Trattomello il noto saprà sicuramente enumerarli meglio di me. Io vi posso raccontare, non da tecnico ma da attivista, da cittadino che proviene da un territorio rurale della Sardegna simile a questo, qual è l'occhio interno rispetto a questo fenomeno e che cosa hanno cercato di fare i comitati in tutti questi mesi per allontanare l'amaro calice della devastazione della nostra isola, perché il quadro che delinea Marta, che ha delineato Marta, è quello di una robotizzazione, di una industrializzazione selvaggia della ruralità sarda e non
solo, anche nelle nostre coste. E questo fenomeno, se si dovesse realizzare anche in minima parte, sarebbe un fenomeno incontrovertibile, inappellabile, non si potrebbe più tornare indietro da una situazione del genere. E noi sardi abbiamo appreso che questo stava per accadere così un po' per sentito dire. Sicuramente non l'abbiamo appreso dalle nostre istituzioni, se ne è occupato qualche giornale, sicuramente non tutti, largo merito a chi se ne è occupato anche in tempi meno sospetti, ma io mi ricordo quei primi mesi di assemblee, di mobilitazione, di studio dei progetti, di scrittura delle osservazioni. I comitati per tutti i primi mesi del 2023 hanno lavorato nel silenzio generale delle istituzioni, sia quelle locali, sia quelle regionali, sia quelle nazionali. E io quei mesi non posso dimenticarmeli come cittadino, perché sembrava quasi che se non fossimo stati noi cittadini a prendere in mano la questione e a renderla centrale, come appunto stava facendo qualche giornale già da qualche tempo, anche quello, diciamo, in una relativa solitudine, sembrava che questa cosa non dovesse mai uscire fuori così nitidamente come la stiamo apprendendo oggi e come ce ne stiamo rendendo consapevoli oggi. E questo è un dato politico gravissimo che ci permette di dire che la nostra democrazia è malata di mancanza di trasparenza per questioni fondamentali che riguardano la vita dei cittadini e dei territori. E pensate anche alla nostra sorpresa quando siamo andati, quando abbiamo chiesto di essere auditi nel marzo 2023, di essere auditi in Commissione Attività Produttive e in Commissione Ambiente dall'allora maggioranza di centrodestra. E lì fondamentalmente nacque il primo nucleo di coordinamento di comitati, ci presentammo in commissione, ponemmo la questione della speculazione energetica sul tavolo della commissione, il presidente di allora della commissione ci disse: scusateci, non abbiamo ancora preso in carico la questione. La commissione attività produttive del Consiglio regionale della RAS. Bene, allora ci siamo rimbocati le maniche e abbiamo detto: aiutiamoli, visto che noi siamo cittadini e loro sono le istituzioni, sono i politici pagati per fare quel lavoro, facciamo sì che diamogli una mano, insomma, visto che non hanno tempo, non hanno risorse, non hanno uffici tecnici, non hanno esperti, diamogli a noi una mano, no? Che ci occupiamo di questo nel tempo libero, fra famiglia, lavoro, eccetera, eccetera. E quindi ci siamo messi a lavorare per far sì che questa questione non diventasse una delle questioni centrali nel dibattito pubblico sardo, ma diventasse la questione centrale nel dibattito pubblico sardo. E possiamo dire di aver raggiunto questo obiettivo in maniera nitida, chiara e incontrovertibile. Oggi la speculazione energetica è il tema centrale nel dibattito politico sardo e nel cuore dell'opinione pubblica sarda. E questo è un merito che va ai cittadini che si sono mobilitati autonomamente, alla poca stampa che se ne è occupata con costanza e sicuramente a qualche mente illuminata appartenente, diciamo, al mondo tecnico, mettiamola così. Ok, bene. I comitati hanno proseguito questo lavoro, questo grande lavoro di mobilitazione, abbiamo fatto centinaia di assemblee, abbiamo fatto tantissime manifestazioni, c'è stato Saccargia, che è stato uno snodo fondamentale di questa grande battaglia, però ci siamo resi conto di una cosa: man mano che il tema diveniva centrale, quelli che sono stati silenti per mesi e mesi cominciavano a parlare. E che cosa dicevano? Chiaramente chi governa vede la partecipazione popolare
sempre un pochettino di traverso, no? Perché insomma, ma chi sono questi, da dove arrivano costoro che vogliono occuparsi di quello di cui dovremmo occuparci noi? Ma se ve ne foste occupati voi non saremmo stati costretti noi a fondare i comitati, abbiate pazienza. Invece chi sta all'opposizione di solito che cosa fa? Quando vede la marea che monta, quando vede il vento che soffia, allora in maniera un po' brusca, un po' goffa, cerca di stare alle vele per farle gonfiare da quel vento, ok? È un po' quello che capita, diciamo, in questi mesi fondamentalmente. Però il quadro nitido che abbiamo noi oggi in Sardegna, purtroppo, è quello di una situazione in cui ancora una volta, nonostante l'alternarsi quinquennale di mistificazione e strumentalizzazione, ancora una volta noi sardi abbiamo a che fare con un modello di sviluppo che viene imposto dall'esterno, un modello di sviluppo, in questo caso energetico, completamente avulso da quelle che sono le nostre caratteristiche territoriali e le nostre vocazioni e il nostro saper fare. È una classe politica che si mette in mezzo tra la rabbia della popolazione e la volontà centralista di imposizione, e non si sa bene questa classe politica però che cosa voglia fare. Vuole stare dalla parte del popolo, dalla parte dell'indignazione dei sardi, oppure vuole stare dalla parte, magari in maniera più o meno mascherata, dell'imposizione centralista? Questo ancora non c'è chiaro. Non c'è chiaro quando governano gli uni e non c'è chiaro quando governano gli altri. Sembra che ci siano degli schemi prefissati nella linea gerarchica del potere in questo paese. Però questa volta è successo qualcosa di diverso. Le comunità si sono organizzate, si sono ribellate, hanno studiato e hanno risposto. E la voglia di informarsi e di agire cresce in tutti i territori della Sardegna. Ora, noi come comitati, di solito si dice che i comitati sono quelli del no, dicono sempre no a tutto, non fanno mai proposte. Bene, noi le proposte le abbiamo fatte. Noi, quando chiedevamo la moratoria, la proposta di moratoria l'abbiamo depositata in regione, mica è stata presa in considerazione. L'ossessione dei comitati è sempre stata l'andamento dei procedimenti autorizzativi dei progetti, perché è ovvio che più va avanti un progetto, più questo progetto ha la possibilità di essere cantierizzato. Quindi noi chiedevamo e abbiamo proposto una moratoria che avesse nel suo cuore il blocco del procedimento autorizzativo, mentre invece questa giunta ha fatto una moratoria dove non viene bloccato il processo autorizzativo, ma viene bloccata la cantierizzazione solo però di quei progetti il cui cantiere non è già stato autorizzato al momento stesso dell'entrata in vigore della legge, in questo caso della legge numero 5. Quindi comunque sia, nonostante si abbia in Sardegna questa legge numero 5 che recita nel suo titolo la protezione del paesaggio, eccetera, eccetera, del territorio, noi abbiamo dei parchi eolici giganteschi che stanno sorgendo in alcune zone della Sardegna. Abbiamo dei mega impianti fotovoltaici in questo momento che stanno sorgendo consumando il nostro suolo fertile. Questa è un'altra grandissima questione su cui si potrebbe fare da solo un convegno, che stanno consumando ettari e ettari e ettari di suolo fertile della nostra terra. Quindi questo è un primo punto fondamentale. Quando non fai proposte ti dicono che sei solo per il no, quando le fai non ti ascoltano. Ma siamo andati avanti e stiamo continuando ad andare avanti. Perché? Perché a un certo punto questo grande movimento composito, multiforme, con tanti elementi diversificati al suo interno, ma nella sua volontà univoca è assolutamente contrario a questa speculazione, è riuscito a incardinarsi attorno a un testo normativo, una proposta normativa, che appunto è la legge Prato Bello. Ma quello che non potevamo immaginarci
di legge di iniziativa popolare potesse risvegliare in qualche modo la capacità, la voglia dei sardi di essere protagonisti del proprio destino. Perché è chiaro che gli oltre 100.000 sardi che hanno già firmato la Portobello non sono dei giuristi, è chiaro che non sono dei tecnici, ma hanno utilizzato vettorialmente la legge Portobello per dire un no secco, senza, al di là di qualsiasi dubbio, un no secco a questa gravissima minaccia che incombe sulla Sardegna. E la nostra classe politica oggi ha il dovere di ascoltare il popolo sardo, quello che il popolo sardo sta cercando di dire attraverso questo strumento. Ora, sicuramente dirà meglio Mauro, entrerà meglio Mauro dentro i meccanismi con cui la Portobello difende la Sardegna, però una cosa è evidente: oggi chi governa la Sardegna non deve più stare lì a fare mille lucubrazioni, cercare di disinnescare, cercare di fare il gioco del celino. No, deve ascoltare, perché il popolo sardo si è espresso in maniera inequivocabile. Il popolo sardo sta dicendo due cose: non vogliamo i mega impianti da nessuna parte. In Sardegna non ci sono arenoni per i mega impianti. Il popolo sardo accetta queste due semplici cose. E allora che cosa dovremmo fare? Qualcuno dirà, e ce lo dicono, infatti ce lo chiedono, per abbattere le emissioni di anidride carbonica e dare il nostro modesto contributo, perché insomma non è che la Sardegna sia dentro vita, diciamo, no? Ecco, Shanghai, il nostro contributo all'abbattimento delle emissioni di anidride carbonica. Bene, noi siamo partiti da un semplice concetto: quali sono i fabbisogni energetici della Sardegna? Noi vediamo i consumi civili e sono in decremento, perché è in decremento la popolazione. Vediamo i consumi industriali e sono in decremento, perché è in decremento l'industria in Sardegna, no? Il decremento della donna, voglio dire, è storicamente forte, figuriamoci qui, figlia tra l'altro di altri modelli di sviluppo imposti dal centro e con cui ancora non abbiamo fatto nemmeno appieno i conti. La prima domanda che uno si fa: ma quanta energia serve alla Sardegna per fare la transizione energetica? Abbiamo fatto i nostri conti. Noi abbiamo visto che la Sardegna, in quanto consumi, essendo molto solidari, 3 gigawatt, 2,5-3 gigawatt di energia incrementale da fonte rinnovabile, darebbe il suo ampio contributo. Perché se noi depuriamo la produzione energetica sarda dalla quantità di energia da fonte fossile che esportiamo, e quindi quello è inquinamento per i sardi ed energia per altri, attenzione. Quindi quando accusano la Sardegna di essere l'avvelenatrice del Mediterraneo e del mondo, fate una pernacchia a questi signori, per favore, perché noi ci siamo presi le esternalità negative degli impianti fossili per esportare la metà dell'energia fossile che produciamo. Quindi cominciamo a mettere le cose al loro posto. 2,5-3 gigawatt. Come farli 2,5-3 gigawatt? Ma fossero anche 4-4,5. Il consigliere regionale di maggioranza ha detto che attraverso la panelizzazione delle superfici si possono raggiungere addirittura 4,5, lo diceva per attaccarci. In realtà non sapeva che stava dicendo una cosa che a noi ci può anche andare bene. Panelizziamo in maniera democratica, sociale, diffusa, mentre impattante tutte le superfici già antropizzate dall'essere umano in Sardegna. E che problema c'è? Diventiamo tutti produttori dell'energia che consumiamo, abbattiamo in maniera verticale i costi della bolletta elettrica, rilanciamo le nostre micro, piccole e medie imprese, perché insomma la voce dei costi energetici è una voce diciamo molto rilevante del costo delle imprese, e io lo so anche perché sono un commerciante, sono un libraio e ho a che fare con questo tipo di costi ogni mese, ogni trimestre. Facciamola questa panelizzazione,
raggiungiamo gli obiettivi che ci siamo prefissati, diamo il nostro contributo all'abbattimento delle emissioni, non impattiamo sul paesaggio, non distruggiamo le nostre vocazioni che nei nostri territori hanno cercato di combattere in questi anni, la disoccupazione e l'immigrazione giovanile. Salviamo il nostro paesaggio e dunque la nostra identità, perché la nostra identità è intimamente legata al nostro paesaggio. Se viene distrutta l'una, viene distrutta anche l'altra. Però qual è il problema? Che questo non è un modello speculativo, non è un modello che interessa alle imprese che impiantano questi impianti. E quindi qui però la scelta è della politica, della coscienza della nostra classe politica. Vogliamo fare una transizione sarda per i sardi, compatibile con le nostre esigenze. E badate, questa è una cosa che raramente viene sollevata come questione fondamentale. Che se tu attui il modello speculativo in Sardegna, proprio per una questione di rete elettrica, di capacità di rete elettrica, lo accennava prima Cremata, non puoi fare nessun altro tipo di transizione in parallelo, Cioè è finito lo spazio per la produzione energetica, o fai l'una o fai l'altra. Ed è anche per questa ragione che noi parliamo di scippo della transizione democratica da parte delle multinazionali e da parte di quella classe politica che non si oppone. Perché se tu permetti alle multinazionali di mettere le mani sulla produzione energetica da fonte rinnovabile, impedirai per sempre ai sardi di poter sviluppare una transizione energetica a misura di Sardegna, a misura della nostra rete elettrica. E guardate, vado a concludere, è successo qualcosa, perché noi già nel 2014 ci occupavamo di energia come comitati, perché qualcosa cominciava a muoversi anche allora. Non so se ti ricordi la questione dell'elettrodotto in Sarcidano, no? Noi avevamo fatto il comitato, quella tra l'altro era una battaglia anche che era stata vinta perché il direttore era insorto contro la costruzione di questo gigantesco elettrodotto. Bene, tutta la letteratura normativa europea precedente al decreto Draghi recita che nei territori rurali non c'è bisogno dei mega impianti. Come può essere compatibile questa immagine che abbiamo visto con quel tipo di normativa europea, che diceva esattamente le cose che vi sto dicendo io? Noi non ci siamo inventati nulla, noi siamo andati a studiare quello che era stato immaginato come transizione prima del decreto Draghi. Poi hanno fatto Draghi, all'epoca il peggio che gli si potesse fare era passare le chiappe, se non ricordo male. Quindi è cambiato il lessico anche della transizione energetica. La transizione energetica si fa con i mega impianti. Dal 2022 in poi è stato scritto, è stato detto, guai se non si fa così, se non si fa così dovremo tornare alla guerra, e se non si fa così saremo dipendenti da chissà quale influsso esterno, se non volete fare così siete a favore del riscaldamento globale, se non fate così non riscatterete mai la Sardegna regina delle fa anche ridere, no? Regina delle regioni inquinatrici d'Italia, queste fesserie che girano incredibili. La verità è che noi abbiamo un territorio bellissimo, in gran parte ancora incontaminato, ferito sì da tanti modelli di sviluppo sbagliati che ci sono stati imposti. Non commettiamo una quarta o una quinta volta lo stesso errore di permetterlo, perché questa volta ne deriva veramente il destino della nostra terra. E quando scenderemo a Cagliari a consegnare le firme che sono state raccolte per la legge di iniziativa popolare, io mi aspetto che tutte le comunità di Sardegna scendano insieme a noi a consegnarle, perché sarà veramente lì quello il momento di mettere con le spalle al muro gli indecisi, gli omertosi o quelli che magari nascondono le vere intenzioni sulla transizione energetica in Sardegna. Possiamo vincere questa volta. Grazie.
passione per come lui che è un modello di comunità, un modello di quello racconta quello che è l'arduo cammino della transizione energetica. Un cammino che io penso che sia arduo, e adesso penso a Mauro Pigli, entrando anche dentro i dettagli tecnici in maniera più approfondita, ci dirà in che maniera ci sia, scusate il gioco di parole, la possibilità, per quanto riguarda il decreto Draghi, che dice tutti i territori della Sardegna sono idonei perché possano essere impiantate, debbano essere impiantate favorevoli, che in che maniera i sardi possano sconfiggere questo drago. Noi siamo dei visti, desiderata, nel santo di la possibilità di riaddessere, ma al di là del gioco di parole, io penso che l'intervento di Luigi Pisci dica una cosa importante e questo bisogna evidenziare, motivando in questo quanto lui dice che bisogna ascoltare il popolo sardo. Anche così, in maniera superficiale, sentendo, siamo nel tempo del digitale, oltre che del cartaceo, che informa o che disinforma, comunque continua a dare notizie sul fatto che l'insieme del popolo sardo, pur nelle sue differenziazioni, viva questa questione della transizione energetica con uno spirito, sembra di capire, non di periferia, non di residuo, quale è sempre stata la caratterizzazione della nostra storia. Allora noi abbiamo sempre spirito di storia nostra commente dominata. Ecco, viene in mente da un punto di vista storico quella che è stata, chissà perché non è stata rievocata, la privatizzazione del territorio nel 1820 con la legge delle chiudende, dove però sono state delle manifestazioni, degli episodi in diversi paesi che ci dicono che la gente ha buttato giù i muri che erano stati edetti per modernizzare allora la Sardegna, per il passaggio secondo quello che era. Ho portato questo passo, perché Siotto Pintor si lamentava del discorso al Parlamento perché i pastori dei biti distruggono i muri delle sue chiudende. Lui li riedifica e quelli di notte li buttano ancora giù. E si lamenta, cioè un parlamentare sardo si lamenta col governo chiedendo l'intervento della forza pubblica contro i cittadini sardi. Questo è un articolo di Antonello Sardo. Ah, benissimo, sì, che è un grande intellettuale dentro diciamo, la discussione intorno al pensiero comunistico e quant'altro. Dicevo comunque che effettivamente esce fuori l'esigenza di collocarci al centro, di essere noi i autori della nostra storia e di essere veramente dei soggetti protagonisti dove siamo capaci o no di contrastare quanto altri in questo difficile cammino della transizione energetica vuole indurci. Ma in che maniera ci possiamo riuscire? Continueremo ad essere uniti? È possibile non creare delle contrapposizioni dove una chiesa è contro l'altra? È possibile che questa cosa possa poi ritornarci da un punto di vista economico come tornaconto, ma anche come per usare di una cosa che ogni tanto viene come coscienza identitaria, come qualcosa che ci tenga insieme. Su queste cose penso che Mauro Pigli debba dirci delle questioni. Grazie innanzitutto per questa occasione, per questo invito che io ho colto con grande piacere, non soltanto per incontrare la comunità di Bitti, ma perché credo che Bitti rappresenti nello scenario regionale un luogo designato rispetto a tutti del contrasto alla speculazione eolica. Io ricordo questa sala, gremita come poche in Sardegna,
E io mi permisi allora di dire: qui c'è un segno di Prattobello, di reazione popolare che non passa attraverso le forze politiche, attraverso il consiglio comunale, che non passa attraverso gli addentellati della politica. Qui c'era la comunità di Bitti che nel marzo del 2018 si riuniva perché dei signori provenienti dalla Spagna, quelli della Camesa, volevano edificare un parco eolico nel cuore di Gomorretta per devastare il territorio di Bitti e tutto il circondario, che sul piano ambientale e paesaggistico, grazie a lei aveva più volte definito e raccontato parlando del vento furioso. Evidentemente quei signori si erano fermati a solo il vento furioso, dimenticandosi invece del paesaggio e dell'ambiente che grazie a lei aveva raccontato come elemento cardine della sua narrazione, vincendo il Nobel, parlando dei territori, del paesaggio, della Sardegna e della sua Barbagia. E quindi quei signori vennero qui, presentarono un progetto senza che nessuno della comunità di Bitti, nessuno, o forse qualcuno, che però è rimasto in silenzio del Consiglio Comunale di Bitti di allora, dicesse quello che si stava configurando. E fu quella reazione, quella grande mobilitazione che qui è partita nel 2018, che ha portato a tutta una serie di azioni parlamentari, istituzionali, che hanno consentito anche alla comunità di, tra virgolette, far uscire allo scoperto la stessa amministrazione comunale su quel tema, costringendo il sindaco a venire qui a dichiarare in questa stessa sede la contrarietà al parco eolico, o meglio sull'impianto eolico di Gomorretta. E quindi c'è, diciamo così, a Bitti un embrione di questa storia, di questo filo rosso che lega Gomorretta a Prattobello, perché Prattobello non è un nome a caso. Io sono stato molto felice quando la comunità dei comitati, il sindaco di Orgoso hanno scelto di dare alla legge Prattobello appunto quella definizione, perché è come allora una reazione popolare. E si auspicava, quando è nata la Prattobello, una reazione pacifica, in cui le comunità sarde si opponevano a quella che a Prattobello era un'occupazione militare di un territorio, di una prateria usata dai contadini, dagli allevatori di quel territorio per la vita, per sopravvivere, per vivere e per far crescere i propri figli. E lì c'era stata l'occupazione militare e la contrapposizione non fu uno scontro. Le donne, gli uomini, i giovani di quel paese scesero a Prattobello e si interposero di fronte alle forze armate, quei 4.000 uomini spediti da Roma per fare lì le esercitazioni militari e per fare poi una occupazione e una servitù, un'ulteriore servitù in Sardegna. Ci fu la costanza allora dell'impegno di quelle genti, che portò qualche illuminato, o meglio conoscitore della realtà, a dire nei cambi dello Stato forse è meglio che andiamo via. Ecco, io vedo in questa mobilitazione capillare della Sardegna, io ho racconto per molti anni nella mia vita, nella mia precedente vita politica, prima di rimettermi a fare il mio lavoro, ho raccolto tante firme, quelle per Equitalia, ricordo per la cancellazione di Equitalia 65.000 firme necessarie per una proposta di legge di iniziativa nazionale, e noi raccogliamo le firme tutte nei banchetti. Mai si era pensato di usare le case comunali per raccogliere le firme. In Sardegna nel mese di agosto, quando tutti solitamente vanno al mare, 100.000 persone si sono recate, la maggior parte, nei propri comuni, cioè nel ganglio, nella cellula più importante di una vita, di una comunità. 100.000 persone ad agosto. Quindi c'è una reazione per dire che cosa? Due cose sostanziali. La prima,
che quella che sta avvenendo in Sardegna è davvero un'invasione, non è un allarmismo, un'esagerazione giornalistica, perché io mi ho patito anche questa volta tantissime di accuse, tra queste quella di essere un allarmista, uno che ha costruito un castello di supposizioni. In realtà, anche in questo caso, la reazione è nata comune dopo comune, progetto dopo progetto, dopo che i cittadini, a differenza di chi avrebbe dovuto farlo, hanno preso coscienza di quello che realmente stava avvenendo in Sardegna. Così come si sono visti. Quando io lanciai l'allarme, guardate che è stato presentato questo progetto, ci fu quella reazione immediata della comunità e oggi in Sardegna quella reazione si moltiplica con quelle immagini che ho visto poc'anzi, di un disseminamento di progetti fotovoltaici, agrivoltaici ed eolici che non ha precedenti in Italia per il tipo di aggressione, per il tipo di soggetti che sono venuti in Sardegna a presentare questi progetti. E quindi la Pratobello nasce con l'idea di far condividere questa difesa del territorio. Io non so come andrà a finire lo scontro politico che ci sarà nel Consiglio regionale, ma una cosa sono certo, che il primo grande risultato della Pratobello è quello di aver fatto aprire ai sardi gli occhi di fronte al grande patrimonio ambientale paesaggistico. Noi trascorriamo molto tempo per strada, corriamo qualche volta nel piano, ma non ci soffermiamo a capire la bellezza che non è semplicemente romantica del nostro paesaggio, perché il nostro paesaggio in Sardegna ha un valore identitario, ha un valore ambientale naturalistico, ne ha uno culturale, ma ne ha anche un economico. Perché se noi pensiamo di costruire il turismo lento, il turismo della Sardegna identitaria, e poi invece in Sardegna arrivano i turisti, trovano un paesaggio industriale, una devastazione a 360 gradi, è evidente che noi abbiamo deturpato, degradato ulteriormente per mani nostre, che lo abbiamo consentito, quello che altri fregandosene potrebbero fare nella nostra terra. Ecco, la definizione di paesaggio industriale non è mia, è del sovrintendente speciale del PNRR che esamina i progetti per conto della sovrintendenza. E a stampino sta riproducendo su quelle centinaia di progetti questa definizione. Se si va avanti così in Sardegna, trasformerete il più grande paesaggio identitario del Mediterraneo in un paesaggio industriale. Perché questa è la sintesi. Poi non è che cercherò di entrare nel merito del decreto Draghi, ma questa è la sintesi. Cioè noi stiamo perdendo la nostra Sardegna, cioè potevamo regalare ai nostri figli un paradiso terrestre e anche marino, e invece gli regaliamo un paesaggio industriale e un mare che non avrà niente a che fare con quello che abbiamo conosciuto noi. Tutto questo la Pratobello può in qualche modo arginarlo. Perché lo può arginare? Perché si fonda su un elemento così importante e sottovalutato in Sardegna che è la nostra Costituzione. La Sardegna ha una Costituzione che è lo statuto autonomo della Sardegna, che tutti vorrebbero modificare, correggere. Io, con la mia anziana esperienza parlamentare, se posso dare un suggerimento è non toccatele, perché se si entra in quella tana di lupi, di leoni, quello che Lussu aveva in qualche modo definito sì, fa parte della famiglia dei felini, ma non è il leone, è un gatto. Ecco, noi quel gatto, se lo rimettiamo nelle fauci del sistema italiano, significa ancora di più farlo retrocedere. E quindi noi dobbiamo avere la capacità, e la Pratobello tenta di fare questo, di fondare la difesa sul pilastro più importante che la Sardegna ha sul piano del diritto costituzionale, del rango costituzionale che è appunto lo Statuto. E questo è il primo passaggio che vorrei fare per capire l'importanza della Pratobello. Rispetto anche alle discussioni, io non apprezzo quelli che dicono fate pace, ma pace con chi?
dibattito è su questioni sostanziali, non è una divergenza ideologica, politica, è su questioni sostanziali che vanno viste una per una. Perché si è fondata la legge Rattovello sul tema dell'urbanistica? Non è che siamo innamorati dell'urbanistica, sappiamo che c'era un unico vicolo stretto per tentare di salvare la Sardegna. Perché non la tutela del paesaggio? Perché non la tutela ambientale? Perché non la tutela dei beni culturali semplici? Perché c'è un discorso di questi ultimi 20 anni che ha purtroppo caducato, ha tagliato, ha reso vano il paesaggio nel valore preminente che le stesse norme di attuazione ci davano e li ha, diciamo così, erose lentamente sino a portarli all'ultima sentenza del 2022 della Corte Costituzionale, in cui ha detto: guardate che la tutela del paesaggio non è più quella prevista dall'articolo 7 delle norme di attuazione del 1975, che avevano trasferito tutte quelle competenze alla Regione. Nel 2007, ricorda la Sciarra, relatrice, oggi Presidente della Corte Costituzionale, la norma è diventata stringente, e cioè c'è l'obbligo per governare il paesaggio della copianificazione, cioè lo Stato entra, mette le mani nella decisione del governo del territorio di Sardegna, ed è questo l'aspetto più rilevante sul fatto che l'estensione del PPR, lo dico subito, Bitti non deve avere più timore del parere, perché Bitti è salva dal punto di vista tecnico, giuridico, legislativo. C'è una norma che ha escluso il territorio di Bitti, così come gli altri 22 comuni del circondario. L'unico che è in difficoltà è Orgoso, perché è fuori da quel perimetro, che ha detto che qui anche le autorizzazioni rilasciate sono nulle, perché il valore del progetto dell'investimento tedesco è stato da una legge parlamentare messo al di sopra di tutto, e quindi grazie a quella norma Bitti è fuori da quella contesto. Ma Bitti rischia di pagare oggi il peso drammatico di quello che c'è scritto in quella inutile legge moratoria approvata dal Consiglio regionale, in cui c'è scritto che bisogna estendere il piano paesaggistico regionale alle zone interne. Allora, per essere chiari, se si estende il piano paesaggistico alle zone interne della Sardegna, significa che i comuni, le comunità locali non governeranno più il loro territorio, ma la decisione del governo sarà tutta in capo allo Stato, che dovrà copianificare obbligatoriamente con la Regione la gestione del territorio. Quello che è uscito dalla porta principale, mi riferisco alla 394, il parco del Gennargenio, che io personalmente ho emendato, facendo scontri importanti, che dice state cancellando un decreto del Presidente della Repubblica, quindi state facendo lesa maestà. E la norma che è stata introdotta per il piano del parco statale è che se non c'è il parere dei 2/3 dei consigli comunali non si deve fare nessuna imposizione di Stato. Oggi, se passa l'estensione del PPR su Bitti, sulle zone interne della Sardegna, significa che la Regione, che non è rappresentante delle comunità, rappresenta interessi molto spesso diversi da quelli delle proprie comunità, si accorda con lo Stato per fare la pianificazione sul territorio. Ma servirà per la pianificazione, se eventualmente la facessero, se estendessero il PPR alla Sardegna, servirà per bloccare le paleoliche, i pannelli fotovoltaici? Assolutamente no. Perché no? Perché lo Stato, e quello dico lo Stato tipo i governi che si sono succeduti in questi ultimi 5 anni soprattutto, hanno stabilito che c'è una supremazia, preminenza delle energie rinnovabili rispetto al paesaggio e ai beni culturali. E non è che l'hanno scritto per scherzo, lo hanno scritto, ribadito e attuato, perché quando per la Basilica di Zaccagia tutti i pareri erano contrari, le sovrintendenze hanno detto: guardate che state devastando una basilica di rilevanza paesaggistica straordinaria, state creando uno scompenso su tutto il sistema neuralgico dell'area, eccetera.
alla fine il governo Draghi ha fatto un decreto e ha detto non se ne frega niente né della sacca né di staccaggio né dei movimenti pubblici, la preminenza è quella delle pale uniche da 220 metri che devono essere realizzate nello scenario di staccaggio. E allora a cosa serve fare l'estensione del PPR se noi non siamo più titolari da una parte del governo del paesaggio per conto nostro, ma dall'altro Stato ha deciso la preeminenza delle rinnovabili rispetto al paesaggio e beni culturali. E allora è evidente che ci restava e che resta la Sardegna l'ultimo mandello per difendere il territorio, che è l'articolo 3, lettera F dello Statuto, che è quello che dice la Sardegna ha una competenza primaria sulla edilizia e sull'urbanistica. L'urbanistica in Sardegna è sempre stata intesa da tutti, da chi ha fatto il sindaco come me, all'ultimo dei consiglieri regionali, come la pianificazione dell'edificato, cioè pianifichiamo le zone C, le zone B, le zone A, centri storici e quant'altro. Non c'è stata mai una lettura il fatto che ormai le comunità sono concentrate nei centri abitati, ma hanno a maggior ragione che sono concentrate nei centri abitati bisogno di tutelare l'ambiente che li circonda. E quindi è un'urbanistica moderna che sa contemplare e che sa contemperare le esigenze delle comunità che vivono nei centri abitati con il patrimonio ambientale, paesaggistico che li circonda. E allora la norma Brandovero nasce da due considerazioni. La Corte Costituzionale il 7 giugno del 2024, quindi non qualche anno fa, il 7 giugno del 2024 ha esaminato una legge, passata il termine, delinquenziale fatta dalla Giunta Solinas, approvata e proposta dalla Giunta Solinas al Consiglio regionale, che diceva sostanzialmente questo. Nelle zone A, ipotizziamo come Letta, si possono costruire impianti eolici anche se è zona urbanistica H e anche se è zona gravata da uso civico. E sostanzialmente quella legge, approvata dal Consiglio regionale della Sardegna nel 2022, si fondava sulla lettera F dell'articolo 3 e sulla lettera N, quella della competenza primaria della Sardegna sugli usi civici. La Corte Costituzionale, di fronte al costo del governo Meloni, ha detto ha ragione la Regione Sardegna, perché ha queste due competenze per fare male, ma le competenze sono sue. Oggi si tratta di utilizzare quelle due competenze pregnanti nel governo del territorio per impedire di fare lo scempio e riportare la lettera N, cioè gli usi civici, a una norma che sia di tutela degli usi civici, non di dilapidarli. Quindi la legge Brandovero individua in maniera chiara e netta una condizione che è evidente. Se sul romanzesco, che è il bene culturale archeologico più importante di tutti, vi dicessero che c'è una tutela solo per 18 mesi, ma è razionale che si proponga una tutela per 18 mesi? Non so da quanti migliaia di anni ci sia sul romanzesimo, ma certamente è svilente solo pensarlo che tu vincoli o proteggi o faccia finta di proteggere sul romanzesimo per 18 mesi. Tu devi mettere un vincolo assoluto, urbanistico in questo caso, di divieto assoluto di costruire qualsiasi cosa che possa disturbare quel patrimonio che può portare turistiche ha comunque un valore culturale per questo territorio. Quindi la Corte Costituzionale si è pronunciata per la direzione, cioè la lettera F, la lettera N dello Statuto sono salvi, quindi la Regione li può utilizzare nel tema delle rinnovabili e quindi ha sottratto alla preminenza che lo Stato dava alle rinnovabili rispetto ai paesaggi e beni culturali, ma non ha potuto incidere sull'urbanistica perché la competenza è
zone agricole, urbanisticamente modificate come zone, sono in Italia vietate al fotovoltaico. Quindi lo Stato, il governo, fa una norma urbanistica che ovviamente è preminente rispetto alla preminenza delle rinnovabili. Cioè segue una strada che vale però per le altre 15 regioni, o comunque non vale per la Sardegna, perché la Sardegna ha la competenza primaria per l'urbanistica, quindi in Sardegna c'è quella che in termini più ampi si può definire una vacatio legis. C'è un vuoto normativo in Sardegna perché lo Stato non può normare le aree agricole rispetto a questo tema. Quindi è evidente che noi abbiamo un compito di intervenire urbanisticamente, tanto per le aree agricole, perché l'hanno fatto nelle altre regioni. Il decreto Loro Brigida era un imbroglio anche per la Sardegna, se fosse stato per la Sardegna, perché diceva tutti i progetti già presentati vanno esaminati con le norme previgenti. Quindi, siccome in Sardegna sono stati tutti presentati, avrebbero dovuto approvarli con le norme previgenti e non condivieni. La Pratobello dice negli articoli, nei primi 4 articoli, che cosa è vietato. Non è una legge del no, è una legge che rispetta un consolidato quadro normativo e vincolistico che vale per tutto, ma non vale per l'eolico e il fotovoltaico. A Comoretta oggi è vietato fare un ricovero attrezzi, perché i vincoli, le ZPS, la protezione speciale, l'Habitat 2000, i siti di importanza comunitaria, vietano qualsiasi tipo di cosa agli uomini, ai protagonisti dell'ambiente, mentre consentono quel tipo di fare le pale eoliche alte 220 metri d'altezza, quanto dovevano fare i signori di Cannessa. E quindi la Pratobello dice tutti i vincoli che esistono, che gravano sulla comunità locale, sono e diventano divieti puntuali, non per bloccare il ricovero attrezzi, ma solo ed esclusivamente per bloccare pale eoliche, pannelli fotovoltaici e l'imbroglio dell'agrivoltaico. Cioè stabilisce in maniera puntuale, chirurgica, quello che non si può fare, consentendo ai comuni di pianificare e far diventare quei vincoli, una volta europei, una volta statali, una volta regionali, uno strumento su cui governare il territorio. Perché se io allontano l'uomo e non lo rendo protagonista dell'ambiente, non sto facendo soltanto un dispetto all'uomo, sto lasciando abbandonato il territorio e l'ambiente, faccio un disastro ambientale. E quindi è indispensabile da questo punto di vista operare. Questo è il quadro normativo che ha portato alla parte, diciamo così, destra del blocco della speculazione. Ma la Pratobello è un'altra cosa. Della Pratobello c'è anche la parte cosmos. Cioè non è che noi diciamo non c'è la partita delle rinnovabili. C'è. Ed è per quel che poi io posso conoscere a livello europeo, è la norma più avanzata, più moderna che c'è oggi in Europa, che fa un passo in avanti. Certo, ci stanno affiancando alcuni stati rispetto alla Pratobello, imprese della Germania, ma noi, quelli che hanno sostenuto, che sostengono questa legge, il mio gruppo editoriale l'ha sostenuta, la sta sostenendo apertamente, perché la ritiene una battaglia di un popolo che vuole difendersi con gli strumenti che ha da queste speculazioni. Ma c'è una parte cosmos che dice sostanzialmente questo: le rinnovabili si devono fare, ma si devono fare senza gravare nessun sacrificio sul patrimonio ambientale che è gestito. C'è la possibilità di farlo, sì. Io nel 2008 ho presentato una proposta di legge che prendeva spunto da quello che è stato fatto in Francia sulle rinnovabili. L'avevano chiamata legge del Grenet, e cioè l'abbattimento dei consumi facendo un'operazione capillare che riguardava tutte le famiglie, tutti i territori, che era legata alle comunità energetiche. C'erano i quartieri, nella mia posta ci sono i quartieri che hanno
comune acqua calda, cioè io ho i pannelli territoriali, quelli sui parcheggi, quelli sui centri commerciali, quelli sulle attività artigianali, quei pannelli scaldano l'acqua, fanno parte dell'acqua calda della comunità che viene erogata a tutti gli abitanti di quel quartiere. Una lettura condivisa delle energie rinnovabili, non a servizio degli speculatori e dei faccendieri, ma funzionale a creare un'integrazione tra l'interesse del cittadino e la riconversione e la transizione ecologica corretta. La Protocollo dice per esempio che c'è una strategia che è quella dell'energia rinnovabile lineare che si sta evolvendo in molti paesi del mondo, la Svizzera, la Corea, la stessa Cina, per cui i pannelli fotovoltaici con grande potenziale di restituzione energetica, non quelli che stanno arrivando in Sardegna, che sono gli scarti del surplus prodotto in Cina, ma sono quelli che produce Elon Musk, cioè con grande capacità di trattamento di calore e di restituzione energetica. E sostanzialmente nelle mezzerie stradali, nelle scarpate, sono le strade smart, per cui io non devo più sfasciare i terreni agricoli, i vigneti, gli oliveti, ma ho le reti, i sottoservizi che faccio laddove ci passa la strada principale, dalla 131 alla 131 di Cieno, alla 125, 195, la Sassaioli, strade anche nuove che possono essere ingegnerizzate in termini smart e produrre energia pubblica per i saldi e non per i speculatori. Lo dice la Fattovella in maniera molto chiara, e dice la Fattovella che bisogna fare 3 ordini di comunità energetiche, quelle comunali, quelle intercomunali e bisogna fare la comunità energetica regionale. Io sulla comunità energetica regionale lo dico qui, perché io l'ho vissuta la comunità energetica quando ho sciolto da commissario governativo 124 enti che governavano l'acqua in Sardegna e sapevo che a Fogni avevano più acqua di quanto non ne avessero a Nucis o a San Giovanni Suecchio nel povero Sulcis. Sapevo che potevano lamentarsi del fatto che l'acqua copiosa che c'era nel cuore della Sardegna andava a sopperire le carenze che c'erano al sud. Ma era la comunità idrica della Sardegna. Se io ho molta acqua, devo farla arrivare, perché sono un popolo solidale, a chi ne ha poca. E così è il tema della comunità energetica regionale, perché potrà capitare che ci saranno aree che hanno il vento furioso di quelle già realizzate o che hanno più sonorizzazione di altre realtà, e quindi significa che quell'energia rinnovabile viene messa a servizio della comunità regionale. E qual è però il punto di caduta di questa energia regionale? Non soltanto quello di soddisfare le esigenze delle comunità locali, quindi abbattendo l'onere del consumo, ma il punto di caduta è l'idrogeno. Il problema è avanti a tutti, cioè tutte quelle sciocchezze che io ho sentito, dice ma P è quello che ha fatto il progetto del gas. Sì, io ho fatto il progetto del gas, sono fiero, orgoglioso e mortificato di non averlo realizzato, ma l'ho proposto 22 anni fa. Ho fatto un accordo con l'Algeria per portare in Sardegna, dopo 50 anni di assenza del metano, il metano. Che cos'era il metano? Intanto era un quarto della produzione di CO2 rispetto al carbone e al petrolio, ma aveva un obiettivo, che era quello di tentare di rimetterci in asse col furto che è stato fatto alla storia della Sardegna dei Sardi, perché noi ogni anno che scendi in terra paghiamo il 40% in più di energia rispetto a qualsiasi cittadino italiano ed europeo, ma non guardate il 40% tutto. Ogni anno spendiamo il 40% in più di energia rispetto a qualsiasi altra regione italiana ed europea. E quindi il gas allora aveva quella funzione. Oggi non ce l'ha più. Lo capisce chiunque che la partita del metano in Sardegna purtroppo è persa. E quindi, siccome abbiamo perso quella partita, abbiamo il compito di capire quale può essere il passaggio per cui noi
la smettiamo di essere inseguitori e possiamo diventare apripista, non affidandoci ai petrolieri, perché i petrolieri, guardate, chi li difendono il WWF, l'ambiente, la Totte e quant'altri, sono quelli che hanno presentato i progetti dell'Eolico in Sardegna. I progetti dell'Eolico in Sardegna sono dell'ENI, sono dell'AERG, sono della Repsol, la più grande azienda petrolifera spagnola, sono della Saras. Cioè i petrolieri, dopo che hanno rubato i soldi degli incentivi per le centrali essenziali, per il petrolio che è stato acquistato per la Saras alla pari delle Europa, adesso oggi si presentano vergini per dire gestiamo anche gli incentivi dell'Europa. Quindi in Sardegna non c'è una transizione ecologica, né ordinata né disordinata, c'è una maxi speculazione internazionale che vede soggetti. Quando diceva i 57 gigawatt sarà difficile che vengano realizzati, no, i 57.000 megawatt hanno nomi e cognomi. E quando io ho detto il nome di JP Morgan è la più grande banca d'affari del mondo, americana. E se JP Morgan presenta i progetti in Sardegna per fare i parchi ionici davanti a Siniscola, davanti a Pula, Nora e Teulada, non li presenta perché si vuole divertire, ma perché li vuole realizzare e sarà disposta a fare di tutto per realizzarli. Quindi non è uno scherzo, e opporsi a quel tipo di progetti diventa assolutamente fondamentale. E bisogna quindi pensare a come possiamo diventare indipendenti sul piano energetico e concludo. In Germania, la settimana scorsa, il governo tedesco ha stabilito di stanziare 16 miliardi di euro per realizzare 20 gigawatt di centrali elettriche a idrogeno. Cioè dice il governo tedesco: io faccio delle centrali che possono essere inizialmente anche con un mix tra metano e idrogeno, ma che entro il 2032 devono essere obbligatoriamente al 100% con idrogeno. L'idrogeno è acqua. Con il processo di elettrolisi tu scindi 2 atomi di idrogeno rispetto all'ossigeno ed è la materia prima più ampia al mondo, quella che ha quantitativi smisurati e che certamente non piace nei petrolieri. La odiano l'idrogeno, quando le dici l'idrogeno gli vengono gli attacchi epilettici e soprattutto non piacciono ai signori che vogliono fare l'eolico in Sardegna, perché se me ne vogliono fare le batterie e quant'altro. Alimentare centrali con le rinnovabili pubbliche, con centrali che sono idrogeno, che stanno già sperimentando. A gennaio 2025 in Australia si inaugura una centrale a idrogeno elettrica, quindi utilizzando delle reti già disponibili. Non c'è da fare metallodotti, dorsali, che allora, 25 anni fa, quando io l'ho pensata, costruita e in qualche modo sottoscritta, ma non è che sono tutti a fare quello che vogliono in casa nostra, perché la Sardegna aveva il 13% delle quote azionarie di quello che oggi avrebbe salvato la storia occidentale della guerra, perché è sempre stata una doppia derivazione rispetto al Bellorusso e avrebbe creato una maggior indipendenza del continente e dell'Occidente. Ma detto questo, si utilizzano le reti esistenti. Quindi se io faccio le centrali a idrogeno, ortoresine, autano, anche la stessa Saras che ha la Sablux, che non può continuare a pensare che può continuare a bruciare gli scarti petroliferi che arrivano da quel mondo, o a Porto Torres, quindi una conversione a idrogeno che consenta un percorso importante, virtuoso da questo punto di vista. Nel 2002, quando in Europa perlomeno non si parlava di rinnovabili, io chiamai in Sardegna il professor Carlo Rubbia, che era premio Nobel per la fisica, al quale chiesi di fare un progetto per trasformare la Sardegna in una terra indipendente sul piano energetico. E gli dissi: dobbiamo perseguire la strada dell'idrogeno.
cosa che lui stava già ingegnerizzando. Lui accettò, divenne presidente del Consorzio 21, del comitato strategico, accettò quel progetto. Quel progetto poi si è fermato, sono andato ieri, la presenza della regione ha perso le elezioni nel 2004, gli dissero a Rubbia che era un progetto che non poteva essere una matrice pubblica, che bisognava coinvolgere dei privati, e Rubbia ha detto non mi interessa. Però prima di andare via Rubbia mi disse, Presidente, c'è un ingegnere di Pontedera, che era il bacino tecnologico della Piaggio, della ricerca scientifica applicata della Piaggio, che vorrebbe lasciare per 2 mesi per la campagna elettorale una macchina a idrogeno. Io non sapevo manco dell'esistenza, dell'ipotesi che le macchine erano un multiplo della Fiat potesse andare a idrogeno. E comunque, siccome non lo proprio perché comunque non voleva farmi fuori, accettai. La prima volta che vedo questa macchina, metto la mano nel tubo di scaldamento e esce vapore acqua. Cioè uscita vapore acqua. Finita la campagna elettorale, ovviamente ho restituito la macchina, era ovviamente allora idrogeno grigio, prodotto dalla Saras, non era ancora idrogeno verde, come invece come il progetto si configurava. Questo ingegnere mi ha detto: è possibile chiedere al ministro, allora a Pietro Lunardi, di fare 20 prototipi per consegnarli a altri 20 presidenti di regione per fargli capire che cos'è l'idrogeno? Io mi permisi di dire a Pietro Lunardi, che era ingegnere, un docente universitario: possiamo verificare se è possibile dare questi 20 prototipi? Lui mi rispose subito: ma le auto a idrogeno esplodono. Ma io in realtà per 2 mesi non sono esploso, cioè ho camminato in quell'altra, con una macchina tra l'altro motorizzata. E io ho detto: ti chiedo di portare al comitato. Quella richiesta di 20 macchine prototipo è stata bocciata all'unanimità. Il comitato carburanti era formato da rappresentanti della Fiat e quelli della Fiat erano rappresentanti della Libia, dell'Algeria, cioè soggetti che non avevano nessun interesse, anzi vedevano appunto come fumo negli occhi l'idrogeno. Oggi in Sardegna siamo nelle stesse condizioni. Ci vogliono dire che non siamo in grado di governare la nostra indipendenza energetica perché vogliono continuare a perseguire i loro interessi. Grazie a Mauro Pili per il faro storico che è stato capace di tracciare, che contiene la questione della transizione energetica dentro quelli che potrebbero essere degli obiettivi. Voglio comunque ringraziarlo anche per una cosa importante che ha detto, che non è così al passaggio, che è l'idea che dobbiamo sempre guardare per lo Statuto Sardo del 1948, se non vado errato, l'anno febbraio, che effettivamente non deve essere valorizzato, perché là prendono bene ad avere anche ancora oggi la capacità di attualizzarlo. Ci sono forse molte linee interpretative e linee di condotta, anche perché i giorni di Emilio Russo permettete di dire sempre una garanzia con tutte le contraddizioni che la sua storia politica comporta. Mauro quindi ha tracciato un quadro storico di come si è arrivati alla situazione attuale, certo come vi tesi, penso che a molti, a tutti faccia piacere il fatto che almeno per ora siamo salvaguardati dal fatto che possono essere costruite alle uniche, anche perché in caso commessa, diciamo, di tutelare abbiamo l'Einstein tedesco come, diciamo, possibile anche la salvezza, anche se Rubbia ha detto che effettivamente questa moratoria può presentare anche per i vitesi dei terrori. Però in attesa che chiaramente il dibattito è aperto e ci siano domande, provocazioni e questioni da porre, vorrei chiedere a Mauro Pili di dire qualcosa in più su questo modello francese,
portarlo qui in che maniera, senza dover nuovamente attraversare il fatto del limitare gli altri non farci imporre qualcosa dagli altri. Ma il modello francese è quello che sostanzialmente già nel 2010 si è sviluppato in diverse parti d'Europa, dato per un concetto fondamentale. L'Italia è ancora oggi lo Stato, la nazione che paga di più incentivi rispetto a tutte le nazioni europee. Allora io ricordo che si arrivava per alcune partite energetiche eoliche a 10 volte tanto i contributi incentivi che si davano in Francia e in Germania. E non si spiega diversamente, perché qui siamo arrivati gli spagnoli a Bicchi, hanno presentato progetti, gli spagnoli, i tedeschi della UPD, ha presentato progetti di una società austriaca. Io ho scritto nell'agosto del 2021, ho pubblicato documenti degli austriaci e dei tedeschi che si sono dati delle legnate in testa perché tu, dopo che ti ho fatto una telefonata, l'austriaco al sapere dove dovevi posizionare le pale, mi hai fregato e hai presentato un mese prima il progetto in quell'area e mi hai messo le pale eoliche nei punti in cui dovevo mettere io. Cioè si erano messe le pale una sopra l'altra. Ma erano tedeschi e austriaci. Perché sono tutti in Sardegna, tutti questi mega progetti? Vengono perché in Italia c'è intanto un divieto a farlo nelle Alpi, un divieto a farlo nella Padana, nelle colline toscane non parliamo, dappertutto c'è una forza politico-istituzionale e anche normativa che vieta qualsiasi tipo di speculazione e devastazione paesaggistica. Pensate a cosa è successo adesso messo sulle colline toscane senesi, le pale eoliche che hanno fatto voltaggi. È stata la ribellione della politica, perché chiaramente i cittadini non avevano voluto. E quindi tutti i tedeschi, i francesi, gli americani, pensate a quello che è successo sulla Nulla c'è una società che si chiama Kind. Io quando ho studiato quel progetto non ci volevo credere, non volevo credere che fosse la Kind, perché la Kind è una società del Partito Comunista della Repubblica Francese. Cioè è c'è proprio l'articolazione, guarda benissimo la Kind, c'è l'articolazione sezione del Partito Comunista Cinese che ha deciso di comprare 1000 ettari di opzionali, 1000 ettari per fare un impianto popolare più grande d'Europa nelle colline della Nulla. Vengono qui perché ci sono incentivi destinati non ai cittadini, non alle comunità energetiche, sono destinati, se noi spostassimo quegli incentivi, pensate che oggi in Italia si spendono ogni anno 14 miliardi di euro. Non è che si spendono perché sono soldi così che vengono dal cielo, no. Quei 14 miliardi sono prelevati dalle categorie delle bollette dei cittadini che hanno gli oneri di sistema scritti nelle bollette. In quegli oneri di sistema ci sono i soldi che noi come Italia regaliamo copiosamente per queste multinazionali che fanno questo tipo di cose. Oggi 14 miliardi in Italia. I progetti presentati per la Sardegna, se dovessero ipoteticamente tirare in porto, solo per la Sardegna sarebbero 8 miliardi di euro aggiuntivi. 8 miliardi solo per la Sardegna per realizzare quei 57 gigawatt di energia per le quali sono state presentate le domande di connessione alla rete elettrica nazionale. La legge è quella che poi io ho traslato nella prima legge che è stata fatta a livello italiano con la valutazione ex ante, cioè si fanno le leggi senza sapere dove vanno a parare, qual è il risultato. La valutazione ex ante devo sapere prima
qual è l'effetto, la ricaduta sul piano economico, sul piano sociale, sul piano dell'efficienza. E l'obiettivo della legge era quello di trasformare le case degli italiani, ovviamente poi splittato per il caso della Sardegna, da classe G a classe A. Cosa significa? Significa che un cittadino che ha una casa in classe G spende ogni anno di energia dai 2.000 ai 2.300 euro, perché ha le finestre che vi spifferi, perché l'acqua calda non ha il regolatore con la cellula fotoelettrica, è sensibile che gli si blocca, cioè c'è uno spreco di energia. Quella proposta di legge diceva: io ti do i contributi, quelli che si danno agli speculatori, ai tuoi cittadini, per intervenire per trasformare la classe G, quindi 2.600 euro, a una classe A, per spendere ogni anno 300-400 euro massimo di energia. Questo processo in Francia è stato messo in campo su larga scala. Noi abbiamo la mia proposta di legge, e poi ovviamente andava avanti, perché andava in Cina, quando io ho detto a Tremonti dobbiamo tagliare gli incentivi per le rinnovabili, perché la mafia, perché la camorra, perché l'andrangheta stanno copiosamente appropriandosi di questi contributi, ha capito che sarebbe stato per lo Stato un risparmio rispetto al GSE rilevante, e sarebbe stata una controelettorale. Se fossero stati intelligenti, se non avessero avuto Tremonti, non avessero avuto ambizioni sue, avrebbe capito che dare ai cittadini italiani la possibilità di convertirsi a casa, di spendere 400 euro anziché 2.300 euro all'anno, sarebbe stato un vantaggio elettorale. Però si è provato a fare il taglio, un decalage, meno 10, meno 20, meno 30 nel giro di 3 anni. Si va in Parlamento. Quando hanno visto la proposta, il vero operatore di questo provvedimento, si sono riuniti in aula, non al come, in aula, nel centro-sinistra, quindi quello del centro-sinistra opposto a quello del governo, tutti i parlamentari siciliani hanno presentato un emendamento per dire: sai cos'è? Anziché tagliare, incrementiamo del 10%. E quell'emendamento è passato. E si è passati a fare dal 100% al 110% di incentivi. Per dirvi che c'è un potentato politico, istituzionale nei campi. Io lo sto dicendo apertamente, non mi vergogno di essere anche in solitaria qualche volta. Bisogna dire se qualcuno c'è interesse. Io vedo lo spirito comune di Pitti, ne ho visto tantissimi in questi giorni, ma quando si trova un piano regolatore in comune, un piano di fabbricazione, uno deve dire se è interessato, se c'è il padre, se c'è la mamma, se c'è un cugino che è dentro quel piano urbanistico, se ha un interesse ad approvare quel piano regolatore che trasforma una zona C in zona B. Lo devi dire. Devi dire se hai una società che te segue l'eolico e il fotovoltaico. Lo devi dire, perché non è una questione di scandalo, è una questione di trasparenza. E se oggi chi sta costruendo le aree idonee in Sardegna e viene delegato, è andato da solo, l'assessore generale dell'industria, per non fare nomi, quel signore ha una società che 3 giorni fa ha cercato, sta cercando di dismettere, ma che esiste agli atti, di cui siano documenti, di cui io ho pubblicato 20 giorni prima della sua destinazione. Guardate che c'è una società, la Tecnomat, che è una società che ha 2 ragioni sociali. Deve cercare terreni per il fotovoltaico e per l'eolico. Seconda ragione, deve coinvolgere le pubbliche amministrazioni nella condivisione di progetti eolici e fotovoltaici. Ma mi vorrei dire almeno quali progetti è presentato, visto che stiamo facendo le aree idonee. Ma quei tanti soggetti che sono progettisti senza avere conoscenza se il maestrale è
contro il Belgio o via dicendo, messi lì perché gli hanno suggerito di mettere il nome del progettista perché poi c'è un giro di prebende e quant'altro. Tutto questo è un sistema che lega il diritto fondamentale dei Stati di proteggere il proprio ambiente e di restituire ai figli quello che sostanzialmente dovremmo dargli come tornaconto della protezione dell'ambiente. Quindi io sono dell'avviso che la proposta di legge Pratobello riprende quel concetto delle comunità energetiche. Io non dico che la Pratobello lo dice nell'espressa, non è che c'è soltanto il pubblico, può essere che ci siano anche privati che vogliono concorrere, ma non sono privati scelti dal sindaco o dalla maggioranza o dalla partita, è una gara pubblica. Cioè tu mi devi dire che tipo di know-how tecnologico, di tecnologia apporti al sistema della comunità energetica, quanto costa alla fine l'energia ai cittadini, perché io voglio scegliere in base al prodotto finale, la qualità del prodotto finale, ma anche al costo, e quindi comporre, fare una gara. In Francia questo è stato fatto per molti versi, infatti i francesi oggi vogliono venire in Sardegna a fare i parchi eolici fotovoltaici e anche a governare l'acqua, perché a partire dal 2025 c'è il progetto di privatizzare l'acqua, che è l'altra grande aberrazione, e i francesi e gli spagnoli, pensate a Ciona, ci hanno presentato un progetto qui vicino, progetto eolico, ma Ciona governa il 100% dell'acqua in Sardegna oggi, regalata da appalti funzionali solo per vigilazione a Ciona. Quindi c'è una situazione per cui la coscienza civile, quello più importante oggi, che la coscienza civile sta facendo reagire la Sardegna. Però il messaggio me lo ricorda una frase di Pertini, quando a coloro che si sottraevano alla battaglia partigiana diceva: tu che sei un ignavo ne risponderai all'ora dei lupi. Cioè quel frangente lo stai facendo di trapasso dalla vita terrena a quella, e ti domandi se la coscienza ce l'hai a posto. Ecco, oggi in Sardegna chi sta facendo questa battaglia allora dei lupi si presenterà a quest'aula, schiena gli altri non lo so se se la sentiranno di arrivare per cospetto sapendo di aver venuto la terra dei lupi. Ci sono evidente nella legge Pratobello 24 delle forti motivazioni etiche, oltre che di appartenenza sentita a un territorio. Però la domanda che per portare il discorso, diciamo, quella che è la banalità, è anche il fatto che lo spirito grande continua, diciamo, a esserci, e analizzando il termine della questione della famosa partita delle persone, il suino e voi non siete. Ecco, la legge di Pratobello, supposto che avanzi tutti i figli che ci sono in proposta, eccetera, sarà con lo Stato italiano un motivo di scontro. E se ci dovesse essere questo scontro, quali suggerimenti potrebbero essere continuati a essere suggeriti dal basso o da chi della legge Pratobello si pertende? Intanto, come ho detto prima, la Pratobello si appoggia, si sostiene col pilastro più forte che la Sardegna ha a disposizione, cioè l'articolo 3 e la lettera F dello Statuto, perché questo è il pilastro che la Corte Costituzionale ha ritenuto e sostenuto più autorevole. Certo, aveva fatto la legge 5, certamente ha depotenziato la regione, l'ha depotenziata, perché è chiaro che la Corte Costituzionale può dire fate la Pratobello perché volete bypassare quello che avete fatto con la legge 5, però la pregnanza dello Statuto significherebbe aprire un conflitto vero con lo Stato se facessero venire meno il diritto di pianificare e governare il territorio. Poi perché il 7 giugno del 2024 stiamo vedendo che l'articolo 3 lettera F è un principio saldo inattaccabile in tutto il decreto Draghi
la norma urbanistica. Quindi vuol dire se il governo stesso ha previsto di fare una modifica al decreto Draghi con una competenza urbanistica che vale però per le regioni ordinarie e non per quelle speciali, è evidente che noi abbiamo un margine per dire facciamo quello che ha fatto lo stesso Stato, perché noi dobbiamo coprire un buco normativo che abbiamo, perché lo Stato si è protetto per terreni agricoli con una norma urbanistica fatta con un decreto e conseguentemente noi, regioni speciali, che abbiamo una competenza sull'urbanistica, facciamo una nuova cosa, anziché solo terreni agricoli, diciamo terreni delle zone A, dei centri storici, C, D, E, F, G e H, e lo facciamo con un principio che è stato già accolto dai giudici, perché la sentenza fatta dal TAR Sardegna da una giurista illuminata quale Grazia Flam, che purtroppo non è più in Sardegna, che ha detto quei vincoli che sono le aree non idonee della delibera del 2015 della Regione sono vincoli assoluti, quindi valgono anche per le rinnovabili. E quella sentenza che valeva per Florinas, un impianto che poi non si è fatto, è stato bloccato, è stata poi impugnata dal Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato ha detto sì, la Sardegna ha già individuato le aree non idonee, quelle sono vincolanti per quell'aspetto. Molte di quelle norme sono di carattere paesaggistico o ambientale. Oggi si tratta di convertirle sul piano urbanistico, perché sull'urbanistica abbiamo molti più margini per questo. Io spero che ovviamente la Regione, qualora dovesse fare questa scelta, sentendo la voce, la sostanza alla fine è che la moratoria non blocca niente, non blocca i progetti in corso d'opera, non blocca i cantieri che si stanno aprendo, non blocca le procedure, non ha alcuna efficacia su alcun tema, la moratoria lo vieta e costruisce. Solitamente la Corte Costituzionale ha bloccato qualche norma regionale sull'articolo 3 del F. Lo ha fatto sulle aree costiere perché si incideva in termini speculativi su un'area tutelata paesaggisticamente. Quindi dice, se volete il TPR nelle zone costiere, voi potete fare un piano casa, quindi volete incrementare la fascia di 300 metri, di 2000 metri le vostre case, quello non lo potete fare. Quindi ha usato il mantello del paesaggio per proteggere il paesaggio, ma se noi usiamo anche l'urbanistica per proteggere il paesaggio e c'è la preminenza dell'urbanistica rispetto alle rinnovabili, perché questo è acclarato dalla sentenza del 7 giugno, è evidente che anche la Corte Costituzionale deve essere coerente. Aggiungo che per tutti basterebbe una sentenza del giudice costituzionale Sergio Mattarella, che oggi se non sbaglio è il Presidente della Repubblica, il quale ha detto bisogna contemperare i valori dell'articolo 9 della Costituzione e qualora ci sia un impatto massivo delle rinnovabili sul territorio tale da ledere i principi fondamentali dei valori dell'ambiente e del paesaggio, quello deve essere bloccato. Grazie. È chiaro che già da prima che io volessi delle domande non qui il dibattito era aperto, quindi sono già visti tantissimi avversari, questo sarebbe calmissimo. Non pensavo di intervenire, però non ho preparato niente per non dire qualche stupidaggine dal punto di vista tecnico, me lo vorrei evitare. Quando avete presentato la richiesta di moratoria alla Regione, volevo fare una domanda a Pisci perché non era chiaro. Quando? Novembre 2023
sia la spinta popolare, perché qui non è che stiamo parlando di giochini, tu c'hai il terreno, io ho bevuto 20 ettari come è successo a Guidi, il più ricco del paese, ha venduto a questa società polacca tanti ettari di notte, è arrivato qualche cicca buttata per caso e sono andati in malora. Peccato che la società fosse non assicurata, questo mi dispiace. Però per non arrivare a queste soluzioni che sono pericolose, perché nessuno va a giocare con la sua libertà personale, che abbiamo famiglia, abbiamo dignità, abbiamo scienza. Io sto pensando quali sono gli strumenti. A me sarebbe piaciuto questa sera qui ci fosse stato anche un rappresentante della regione o un politico o anche un qualche dirigente, qualcuno che logicamente fosse dentro le stanze e che fosse in grado di dare, non dico qualche risposta, perché ho sentito dire stasera che una moratoria di 18 mesi non blocca niente. Intanto c'è, perché una giunta regionale può usare gli strumenti che la legge ti dà. La legge è una propria certo, risolve tutto. Ma voi vedete che cioè, riusciamo a prevedere che cosa succederà? Ammettiamo che venga approvato. Ma poi davvero pensate che il governo non faccia opposizione? E se fa opposizione, io non so se poi sarà corte costituzionale oppure per via amministrativa, questo non lo so, anche se ho studiato giurisprudenza mi sfugge in questo momento. Ah no, probabilmente la corte costituzionale perché può essere impugnata per quel motivo. Se si fa opposizione, io penso, personalmente, sono un pensionato, potrei anche rischiare qualche anno di galera o comunque qualche notte in galera, perché il governo negli ultimi mesi ha preparato delle norme, delle leggi che vietano le proteste. Provate a bloccare una strada. I nostri pastori che hanno bloccato per qualche giorno, sì, c'è stata qualche esagerazione, logicamente qualche cretino che ha incendiato, che ha danneggiato, che è finito in tribunale. Ma proviamo a farlo adesso per mezza giornata. Vengono arrestati, c'è l'arresto. Cioè non è che vieni denunciato, ti identificano. Io sto pensando quali sono gli strumenti, oltre alla protesta. Io ancora non l'ho fermato, ma per semplice pigrizia mentale, perché uno me lo ripete 3 volte al giorno. Ma dico, andiamo, presentiamo la legge, viene approvata integralmente, sarebbe l'ottimo, perché tutti sogniamo le cose che la Sardegna abbia questi vantaggi nonostante tutto. Ma dietro quel nonostante tutto, cosa c'è? Ma voi pensate che queste industrie non abbiano modificato o non abbiano condizionato, queste grandi società non abbiano condizionato a livello legislativo tutte quelle normative che vengono approvate, ma non ce ne accorgiamo, perché? Perché nessuno riesce a leggere tutte le leggi. Ma io adesso stasera sto pensando, ma cosa possiamo fare? Quando rientro a casa, domani mi alzo e dico, cosa posso fare? Non sono andato a Saccardi, andrò al prossimo e poi questi dubbi, scusate, ma dovevo spiegare. Solo per salutare e per dire grazie per l'incontro che è stato realizzato
insieme per così condividere le mie sensazioni. Per un verso mi sembra che fidarsi del mondo politico, che è soggetto all'economia, sembra che ormai non abbia più senso. San Paolo diceva che la politica è la più alta forma di carità, ma vero che oggi è la più alta forma di profitto. Contemporaneamente sono ottimista perché sono virtuoso, quindi è tanto bello, a me dice qualcosa e poi condivido appieno la proposta di legge che si sta cercando di fare. Ecco, allora davvero vogliamo essere ottimisti. È vero che la forza dei soldi purtroppo fa paura, però credo che l'anelito nostro di saldi, di conservare la nostra identità, credo che nessuno ce la potrà mai togliere. Nell'intervento precedente c'è qualche altra persona che non chiede, vuole intervenire, se no una domanda me lo ricordi Giuseppe De Rodi. Una domanda che pongo a tutti i partecipanti. Il 16 si chiude la raccolta del distrito, si presenta in un consiglio regionale. Che cosa farà il consiglio regionale dal punto di vista procedurale? Dal momento che la regione sarda non ha, l'unica regione in Italia, una norma per gestire le proposte di iniziativa popolare. Che cosa succederà? È stata bocciata nel 2008 la statutaria comunicata da solo, dal 2008 ad oggi la regione non ha ottemperato a quest'obbligo che tutte le regioni italiane hanno costruito, cioè la possibilità che i cittadini presentino non 12.000 firme, ma magari con 5 consigli comunali che si accordano per l'iniziativa, quindi riducendo i tempi e le difficoltà. La regione non ce l'ha. Mi chiedo, dove vanno a finire le oltre 100.000, adesso sono più, 100.000 firme raccolte? Verranno fatte proprie da un consigliere della minoranza che sbandirerà il diritto di dire sono io che rappresento questi 100.000, oppure si attiverà un procedimento che consenta davvero l'ascolto della cittadinanza che nasce. Questo è un dubbio che ho e che temo che crea molti problemi. Grazie Giuseppe. Procedere con il dare la parola per le risposte, iniziamo da Luigi Pisci. Ma allora, io vi parlo sempre dal punto di vista di un cittadino, di un attivista. Alle osservazioni che faceva prima il signor Calvisi, quindi che cosa si farà rispetto alla... poi i gruppi sono simili, no? Allora io qui rispondo con un aneddoto. Io ho fatto la tratta dell'Università degli ospedali pubblici tra il 2016 e il 2021, anche lì comitati, reti di comitati, eccetera. È uscita una delibera di giunta nel marzo del 2015. Questa delibera di giunta diceva che i piccoli ospedali non dovrebbero più avere un pronto soccorso, una chirurgia, non vado alla battaglia. Si riesce a fare un emendamento, si riesce a mettere questo emendamento nelle mani dei gruppi, esce fuori una legge nel novembre del 2016 che viene approvata dal Consiglio regionale. La chirurgia restava, anche se limitata, il pronto soccorso restava anche nei piccoli ospedali H24. Bene, una legge che fine ha fatto? Non si sa. È finita nel quadro delle schermaglie e del gioco delle parti, permettetemi di dirlo, fra Regione Sardegna e Governo centrale, perché anche lì la questione sanitaria
Ministero, c'è il DM70, quindi non è una competenza esclusivamente sarda. È finita in nulla, una legge votata dal Consiglio regionale, è chiaro che abbiamo a che fare. Quindi se qualcuno mi dice la Portobello avrà i piatti fioriti dentro il Consiglio regionale, io dico assolutamente no, io non ho nessuna fiducia nelle istituzioni, nessuna fiducia in queste istituzioni, perché ho visto finire nella melma una legge che loro stessi avevano votato, non una cosa che hanno proposto 100.000 anni. È chiaro? Quindi la battaglia non finisce adesso, inizia adesso. Questo i sardi devono capirlo. Qual è il mio auspicio dal punto di vista istituzionale, se dovessi un attimino fidarmi, è che il processo venne preso in carico da tutti i capi gruppo del Consiglio regionale, tutti insieme, si facciano carico della legge, possibilmente la migliorino se è possibile migliorarla, e che nessuno provi a disinnescarla, che nessuno provi ad aggirarla, che nessuno provi a depotenziarla. Questo è il mio auspicio. Quale può essere l'auspicio di un cittadino che si è messo a lottare? Che la Sardegna si salvi tutti insieme, popolo, istituzioni, chi è dentro il Consiglio, chi è fuori, centro-destra, centro-sinistra, tutti. Il mio sogno è che la Sardegna questa volta si salvi tutta insieme. Non so se accadrà, io ripeto, ho dei dubbi. Nella vita possono capitare anche le sorprese, sicuramente noi faremo di tutto per portare davanti al fatto compiuto di questa grande volontà del popolo sardo rispetto al Consiglio regionale, rispetto del Consiglio regionale. Faremo tutto quello che possiamo fare, cercheremo tutte le iniziative mobilitative possibili. I primi di ottobre noi chiameremo, appunto, come dicevo prima, i sardi a presentarsi, tutti coloro che hanno firmato dovrebbero scendere a Cagliari alla consegna delle firme. È chiaro che per ottenere qualcosa di straordinario bisogna fare qualcosa di straordinario. Bisogna rompere in qualche modo gli schemi, bisogna immaginarsi forse forme mobilitative che hanno già successo in passato. Non è vero che abbiamo sempre perso. Nel 69 a Portobello abbiamo vinto, per esempio. Quindi facciamoci carico del nostro passato, prendiamo in mano il nostro presente e cerchiamo di portare avanti questa iniziativa sino in fondo, con la consapevolezza che probabilmente la battaglia inizia ora, non finisce con la fine della raccolta firme, inizia una nuova fase della battaglia con la consegna delle firme. E se un giorno i cantieri dovessero aprire, prepariamoci a occupare i cantieri. Prepariamoci a occupare i cantieri, costi quello che costi, perché Madre Sardegna non ha prezzo, neanche la mia libertà vale quanto la mia isola. Considerato che anch'io faccio parte dei coordinamenti, credo che ci sia anche un frattempo, non solo inizierà la lotta, come diceva lui, ma sta continuando. Noi in maniera democratica continuiamo non solo a fare assemblee perché aumenti la consapevolezza e la conoscenza del problema, sta ad ognuno di noi andando a casa a cercare di dirlo alle persone che non hanno partecipato oggi a questa riunione, che cosa sta succedendo, informarsi di più, proseguire nel controllo, se possibile entrare nei coordinamenti e far sentire insieme a tutti gli altri la nostra voce. Ma noi continuiamo anche a fare opposizione per quanto riguarda le valutazioni di impatto ambientale.
analizziamo tutti i progetti, continuiamo a scrivere al Ministero quelli che sono gli elementi e le criticità delle quali non vengono prese in considerazione. Quindi c'è tutta una forma di partecipazione e coinvolgimento che noi chiediamo a tutti. Quindi non era sufficiente la firma e deve proseguire con un impegno personale, compreso a quelli che sono gli imprenditori e i proprietari di terreni, cercare di non cadere nel tranello della vendita facile, dell'immediata monetizzazione di un qualcosa che si pensa non abbia valore o non abbia futuro. Continuiamo a restare uniti perché ne va della nostra società. Grazie, no. La moratoria è un danno. Il danno che si è fatto nell'approvare la moratoria è rilevantissimo. Aggiungo, quasi irreversibile. Perché? Perché non blocca le procedure. E le procedure ministeriali stanno tutte andando avanti. Questo significa che quei signori potrebbero alla fine dei 18 mesi avere i progetti approvati e accampare quelli che tecnicamente sul piano del diritto civile si chiamano diritti acquisiti. Quindi vuol dire che quelle centinaia di progetti che sono a Roma, che andavano bloccati con divieti e non con norme transitorie, dovevano essere integrati. Oggi, io l'ho dimostrato una settimana fa, ho comunicato quello che è successo ad agosto. Solo ad agosto sono stati portati avanti progetti per 3 milioni di abitanti, cioè di energia sufficiente per... In un solo mese ha pubblicato nel banco, negli atti pubblici entro i quali presentare le osservazioni, tutte a scadenza ad agosto, cioè i cittadini, il Consiglio Comunale hanno fatto le osservazioni nel mese di agosto in Sardegna. Ne hanno presentato 46, il Ministero ha davanti 46 pratiche soltanto nel mese di agosto. Quindi vuol dire che la moratoria è stata fatta funzionalmente a portare avanti questo ostacolo. Ma perché io dico questo? Per un semplice motivo: la moratoria non si poteva fare perché era scontato che fosse illegittimo. L'articolo 20 del decreto Draghi dice al comma 6: nelle more della individuazione delle aree idonee non possono essere disposte moratorie ovvero sospensione dei termini dei procedimenti di autorizzazione. Laddove, questo lo sapevo perfettamente, perché lei era al governo quando ha fatto questo decreto, e quindi sapeva perfettamente che non poteva essere fatte moratorie per giunta di capo delle regioni, poteva fare lo Stato. Lo Stato poteva fare una moratoria nazionale perché era la sua competenza. Quindi questo tempo che sta diventando lunghissimo, perché poi la differenza tra le idonee e non idonee non esiste. Sul piano della definizione cartografica rispetto al decreto Draghi, che dice che tutte le aree idonee non escludono che le altre siano non idonee. Lo dice espressamente. Ma quel che è più rilevante è che se la differenza è una corsia accelerata per le prime alle idonee e una corsia ordinaria per le seconde, se uno guarda tutti i progetti presentati, hanno già abbondantemente superato i termini della ordinaria attesa procedurale, perché hanno tutti 2 anni e mezzo di procedura di presentazione, perché sono
stati tutti presentati quando Draghi ha fatto il decreto, la maggior parte del progetto dopo 6 mesi sono stati presentati. Certo che è stata la guerriglia, abbiamo fatto una guerriglia, è stato fatto per 2 anni una guerriglia per costringere la Giunta Sollina a impugnare il decreto Draghi, che è ancora il decreto Draghi sulla Sardegna, che c'è quello nazionale, e poi l'unica ragione in Italia è stata fatta una declaratoria, una declinazione del decreto Draghi nazionale in Sardegna, che è il decreto del 2022, in cui Draghi ha detto si deve attuare in Sardegna questo, questo e quest'altro. E quindi la Sardegna ha impugnato quel decreto che è ancora sul giudice davanti sul Stato, dopo una truffaldina sentenza, è stato condannato, è stato inquisito il giudice che ha fatto quella sentenza al VAR, ma se è andato al Consiglio di Stato, il Consiglio di Stato ha bloccato il decreto Draghi sulla Sardegna. Quindi è stata una guerriglia sui singoli progetti, sulle singole, chiunque vada nel sito del Ministero dell'Ambiente o dell'energetica, della sicurezza energetica, vedrà le opposizioni presentate dai comitati che hanno fatto un lavoro straordinario, capillare, con tecnici che conoscono la macchina, che conoscono come si fa un'osservazione, come si fa un'opposizione, e molti consigli comunali che sono comunque opposti. E quindi, però la realtà è che 3 mesi fa uno studio legale, di cui non faccio il nome, quello nazionale, ha mandato una lettera a tutti gli associati delle società che come questo dovete mandare al Ministero una richiesta danni per la tempistica che si sta allungando per misura. E quindi il Ministero ha adesso la preoccupazione che tutte quelle pratiche non abbiano avuto la risposta compiuta in termini immediati, perché a loro non gli interessa il sì o il no. Interessa che sia una decisione. Il no la impugnano, perché se anche non lo fanno comunque a caso per danni. Figuriamoci oggi che in Sardegna c'è una norma transitoria che non blocca niente. Io ho spiegato che se avessero avuto capacità di analisi anche giuridica, la moratoria poteva servire fino a Cino, perché l'articolo 1 della moratoria dice che la ratio della norma è bloccare il danno irreversibile e il divieto è a costruire. Il combinato disposto di bloccare il danno irreversibile con il divieto di costruire doveva fare un esame semplice. Se tu stai costruendo davanti al Monte Linas 10 pale alte 200 mm e se ne dici più di 2 o 3, dopo 3 vai a danno irreversibile, quindi io devo bloccare prima che tu ne costruisca 4. E quindi vuol dire che devi pagare. Certo, ci sono i danni per la ragione, certo che ci sono i danni, certo che si pagano i danni, però è preferibile pagare i danni per il vaccino piuttosto che pagare i danni per tutti quelli che oggi stanno puntando ad avere le concessioni, quella che io ho chiamato donna autorizzativa, che si può generare dall'approvazione della moratoria che sia cosa si scorderà. Quindi la moratoria è stato un danno, è stato un regalo ai faccendieri, ai speculatori, ma non perché ce l'ho contro la donna, ma perché lo capisce chiunque, che se io non ti blocco le procedure, la conseguenza è che quelli vanno avanti, avranno le autorizzazioni, quindi sostanzialmente il danno acquisito per la regione sarà immenso. E a quel punto sì che l'esborso finanziario non sono 5-10 milioni di euro che si pagano per il resto tu vigenti, che è una utilizzazione che c'era a Cagliari, solo per una locale. Ed era, ha detto, non ha superato il 30% dell'edificato dell'urbanizzazione primaria di